Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati o benvenuti a Senz'altro Domenica, la trasmissione qui su Radio Bella e Monella che vi terrà compagnia dalle 10 alle 12. Qui con noi Marco e Pippo, naturalmente l'unico duo che è un trio. Ma che bella presentazione, Gaetano! Sì. Ma che bravo presentatore, Gaetano. Ma figurate, poi qui a Senz'altro Domenica, come sentite, no, il clima è sempre frizzante, è sempre quello della festa, ma noi siamo qui anche per parlarvi delle feste. Ad esempio oggi parleremo della festa che ci sarà domani. Che festa? Dai, la festa dedicata al santo col mantello più famoso della storia. Batman! Ma che Batman? No, il 11 novembre. Bravo, si festeggia il santo dal cuore più generoso. San Marco. No, Batman. Basta con sto Batman. È la festa di San Martino. San Martino, amico di vero. Batman. Non è un amico di Batman, non è un amico di Batman. Dai, questa me la ricordo anch'io, la storia di San Martino, la certo. leggenda popolare che narra che in una fredda giornata incontrò un mendicante al bordo della strada. Bravo. E senza esitazione divise il suo mantello, lo condivide col povero uomo. Bravo. Allora, se aveva il mantello e ha condiviso coi più poveri, era Batman. Ma questo smetti Batman. con sta cosa di Batman. Comunque la leggenda narra che questo gesto poi portò a un cambiamento climatico improvviso, dando origine alla famosa estate di San Martino. Quindi come un gesto può influenzare il tempo. Bello. Poi ci sono molte altre tradizioni legate a San Martino. Ad esempio a Venezia i bambini girano per le strade cantando e battendo le pentole chiedendo dolci e caramelle, un po' come Halloween per Però certi- senza essere mascherati. No, bravo. Giusto. E non può mancare il dolce tipico, il San Martino, pasta frolla con le caramelle sopra, l'avete mai visto? Sì, ecco, no, ma è tra l'altro con i cioccolatini con tutta la carta. Eccolo qui! Sì, me l'ho portato! Mitico! Oh ragazzi, l'ho fatto io con le mie mani, non è proprio drittissimo, più che un... mi sembra un po' un San Martino a cavallo, dai, un po' sì, un cavaliere. Tu sì. cioè, non sei proprio benissimo, però l'hai Vabbè, fatto tu. se l'ho fatto io, l'ho fatto io. È un po' storto, però mi ricorda più. Sai chi mi ricorda? No. Batman! Basta, Batman! Cioè, Ragazzi, cavaliere! prepariamo i calici, prepariamo le castagne e accendiamo il fuoco dell'allegria. Senz'altro domenica sta per partire! Non c'è Senz'altro domenica se non c'è l'assessore Ciano Cottin. Senz'altro, ciao Marco, ciao Gaetano, ciao persone. Benvenuto Ciao. assessore, benvenuto. Grazie per essere qui, assessore. Sempre bello, grazie a voi, anche perché al giorno di oggi un bravo politico deve senz'altro comunicare con tutti i mezzi a sua disposizione. Certo, Quindi certo, va bene la radio, ma di recente abbiamo anche aperto un oblò su internet. Un blog, no un oblò. Senz'altro. Assessore, cioè Ok. un oblò, cosa siamo in barca? No. Beh, più o meno non si dice navigare in internet, Sì, va bene ma anche sempre oblò. l'oblò con- c'entra? Ogni modo abbiamo aperto sto oblò in cui che ogni giorno noi aggiorniamo i cittadini sui nostri progetti per capire se sono d'accordo con noi. Come si capisci? chiama il sito, scusa, assessore? Sito d'accordo si chiama Per piacere, ma per piacere. Noi scriviamo le nostre idee. Se la gente è d'accordo schiccia like e Like. il dito alto, insomma. Sì, ecco. like. Se no le fanno un altro dito. Esatto. Così poi è una tecnica anche per tirare su voti, capisci? Assessore è ignobile. Grazie, troppo buono. No, Troppo non buono. è un complimento. Bravo, Io- assessore. guardi, posso dire che io credo che un bravo politico dovrebbe realizzare dei servizi che servono non in base ai like dei cittadini. Ah, te si forte Gaetano, quante monate dici? Ma come Ma non stiamo qua a parlare di aria fritola, come dici te. Fritta. Voglio raccontarvi i progetti più votati dai nostri cittadini in questa settimana del nostro oblò. Vai qui like, vai qui Allora, like. Vai qui like. Progetto numero 1 si chiama Scateniamoci, liberiamoci dalle nostre catene. Che catene, assessore? Quelle a macchina, sì, perché ricordo che il 15 novembre scatta l'obbligo delle gomme termiche o delle catene. Io le ho già fatte montare. Ma cosa, le gomme termiche? No, EKN. Ma come vai in giro con le catene? No, le gomme termiche costano un sacco di soldi. Ma gira ragazzi. con le catene addosso. Quasi, vai, se devo spaccare tutto, se devo andare via i 20 all'ora, se no mi segnano tutta la carrozzeria. Ma perché? Ecco perché il progetto Scateniamoci, via le catene. Ma non le metta su. Diciamolo anche ai nostri ascoltatori, rifiutiamoci di assassinare le nostre macchine per queste politiche scellerate. Io dico sì alla disobbedienza civile, no alle catene. Ma perché? Ma
manco aspettiamo che nevica. Ma scusa. devi aspettare che è nevica. semplicissimo, non le deve montare, basta che le tenga in macchina. Sì, e se dopo nevica, chi è che si bonde montarle? Questa Secondo una recente statistica condotta dal nostro centro studi di Moltobuio Fiumicino, solo una persona su 6 in Italia sa montare le catene. Tipo, mia moglie non è buona. No, neanche la mia. No, neanche la mia. Ma io sì. Ah, tu sì. Però non tornano i conti perché così è 1 su 4. Bravo. Mancano 2 persone per arrivare a 6. Ti Gaetano, si dobonde montarle? No, neanche a me. Ecco, risolta statistica. Risolta statistica. Perfetto. E l'altro progetto che hanno votato i cittadini? È una festa in piazza che si farà domani, gruppo cover dei Beatles e degustazione di un dolce tipico veneziano. Che è? Si chiama Yellow San Martin. Assessore. Grazie all'assessore Ciano Cottin. Senz'altro. Alle volte, cari miei amici Marco, Pippo, diamo per scontato che le persone che ci seguono da casa sappiano esattamente chi siamo e che trasmissione stanno ascoltando. Ricordiamolo, noi siamo Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, perché siamo Marco, Pippo e Gae, naturalmente che sono io. Siamo 3 comici, facciamo spettacoli in giro per il Veneto, il Nord Italia, ma Senz'altro Domenica è una trasmissione comica con cui noi dalle 10 alle 12 teniamo compagnia alle persone. Ad esempio, per me Senz'altro Domenica è anche un'occasione non solo per divertire le persone che stanno a casa, ma anche per divertirmi, perché fatemelo dire, io porto un grandissimo rispetto per quelle 2 persone, questi 2, come posso dire, questi 2 ebeti che ho al fianco. Sì, un grandissimo rispetto. Non mi veniva il termine, ma alla fine è la stessa cosa. Parole migliori. Bravo. No, per me invece Senz'altro Domenica è un modo per fare proprio divertire le persone che ci ascoltano. Mi piace immaginarli, non so, in macchina o mentre cucinano a casa la domenica, a sorridere grazie ai nostri pezzi. Bello. Ed è bello raggiungere anche tutte queste persone per dare anche informazioni, tipo che abbiamo un sito www.marcoepippo.com, ma non è una cosa dove possono trovare tutte le date dei nostri spettacoli e quindi godersi anche dal vivo, non solo attraverso il mezzo radiofonico, ma anche dal vivo i nostri spettacoli comici divertentissimi. Capisco cosa vuol dire. Ma non è il caso, digli qualcosa anche tu, dai. Non avrei usato queste parole. Dai. Però raccontiamo un po' che cos'è per noi Senz'altro Domenica. Per me Senz'altro Domenica è la possibilità, non so, di arrivare a Pordenone con la nostra comicità e far ridere gli amici di Pordenone. Perché proprio Pordenone? Ma allora tu sei chiuso in questa stanza, no? Sei qui e cerchi di far ridere tutti quelli che ti ascoltano. Sì, ma perché Pordenone? Perché tu puoi arrivare ovunque, l'importante è che uno ti ascolti. Soprattutto a Pordenone. Ma perché Pordenone? Questo non capisco. Gaetano, potevo dire qualsiasi, forse perché giovedì 14 saremo a Pordenone col nostro spettacolo al teatro Capitol. Ma guarda che roba, ma io cerco di fare un'introduzione poetica alle quale do un senso a questa trasmissione e voi fate lo spottone. Ma io non voglio fare pubblicità della nostra data di giovedì che viene a Pordenone. E allora non lo dire, lo stai dicendo, basta. Anche perché già Pippo ha detto per fare pubblicità basta andare su marcoepippo.com, il nostro sito. Guarda, siete vergognosi. Sapete perché? Perché avete ricordato una semplice data, Pordenone, ma ce ne sono molte altre. È arrivato il momento della rubrica Notizie fuori tempo, notizie accadute 10, 20, 30, 50, 100 anni fa, ma che noi commentiamo oggi. Perché all'epoca magari non esistevano i social e quindi adesso c'è anche il giusto momento per poterli commentare. Bravo. Allora era il 10 novembre del 1983 quando nacque il primo virus informatico. Neanche troppo tempo fa. No, effettivamente i computer cominciano a diffondersi e nacque il primo virus. Eravamo attenti all'inglese, alla University of Southern California. Guarda, non sei andato tanto distante. E durante un corso di sicurezza informatica uno studente di ingegneria tale Fred Cohen dimostrò gli effetti di un virus propagato attraverso un floppy disk. Io me li ricordo i floppy disk. E accade la classica situazione in cui il monitor del computer inizia a sclerare, a sfarfallare. Insomma, poi da quel momento poi la storia è nota. Dal virus sono nati i programmi di difesa, gli antivirus. I maligni dicono che siano le stesse aziende. Sì. Poi è arrivato internet, ancora peggio, sono nati virus di moltissime forme che creano diversi tipi di danni, i trojan, gli spyware. Piano con le parole, Scusate. Insomma, sono molto pericolosi e hanno lo scopo di distruggere i dati, di rubare i dati, di distruggere informazioni sensibili e di rubarvi il PIN, la password. È vero. Passo senza nome 1, 2, 1, 2, 3, 4.
4. 1, 2, 3, 4. Ma voi avete avuto esperienze di virus? Vi è mai capitato di ricevere? Di solito è una cosa che succede agli anziani, quindi lasciamo parlare Gae. Ma perché? No, allora, intanto è vero che succede una cosa che succede soprattutto agli anziani adesso, però a me è successo più volte, lavorando spesso davanti a un computer, può succedere. Ultimamente molto meno, perché sto molto attento. Perché non vai più su quei siti da quando ti sei sposato, diciamo la verità. No, allora a me è successo qualche mese fa. Ma scusa, abbiamo detto che era una roba degli anziani. Ma mi sono anziano dentro. Ah, ok, giusto. Insomma, mi arriva una mail con scritto che c'era un problema con un pacco che doveva arrivare. Ora, è una delle truffe più quotate. Se non ti deve arrivare un pacco, non la noti neanche la mail. No, però se ti deve arrivare, quello era il problema. Infatti mi è venuto il dubbio, quindi ho aperto, era fatta benissimo, c'era il mio nome e cognome dentro la mail, voglio dire. E c'era questo ipotetico link per tracciare il pacco. Mi diceva che l'avevano consegnato, ma che io non c'ero, e se volevo riavere, se vuoi rivedere il tuo pacco, dovevi pagare 2,85 euro. Un riscatto è un riscatto. E mica ho pagato. No, sì. 2,85 euro. Ma scusa, ma la truffa era per 2,85 euro? Per 2,85 euro. Scusa, ma è poi sto pacco? Attenzione, il pacco nel frattempo sono tornato a casa e io avevo usato dentro casa. Quindi il pagamento ha funzionato? Sì, no, non era quello, non era una truffa. La cosa bella è che mi ha chiamato la banca per dirmi che era una truffa, perché si è accorta, ha bloccato il RID e la debito sul conto. Ah, perché ti avevano messo un accredito ripetuto sul tuo... Esattamente. Avete capito, cari hacker cancari? Vi ho bloccato il RID. Sapete cosa vi dico? RID ben, chi RID ultimo. Bravissimi. Lo abbiamo annunciato prima e lo andiamo ad ascoltare adesso. Colleghiamoci con Vianeo da Mestre, che è uno speaker di una radio che noi andiamo a spiare ogni domenica ultimamente. Una radio che lavora solo a Mestre Centro ed è Radio Piazza Ferro. Radio Piazza Ferro. Radio Piazza Ferro. One Piazza, One Ponte. Solo musica mestrina. Torniamo in diretta dopo aver ascoltato Una lacrima sul diesel, il nuovo brano di Bobby Male accompagnato. Ricordiamo che è ancora aperto il sondaggio: meglio Bobby solo o Bobby Male accompagnato? Votate. La B. Salutiamo i nostri ascoltatori. Ci scrive il nostro amico Tommy da Piazza Barche, che ci dice: purtroppo neanche oggi sono riuscito a passare l'esame della patente. Ai, con questi sono già 30 i tentativi andati a vuoto. Ma io così. Ci scrive: cosa posso fare? Tutti mi dicono che non so guidare, tutti mi dicono che non riconosco i cartelli, tutti mi dicono che al volante faccio schifo. E ora fate anche una domanda a Tommy. Certo. Cosa puoi fare? Andare a piedi, questo sicuramente. Bravo Vianello. Ma noi torniamo sulla grande musica mestrina, ricordandovi che la prossima settimana si terrà il grande evento in Mestre Visione, direttamente da Piazza Ferro, Mestre in Friends, con il rapper mestrino Penso Positivo, la grande cantante mestrina Che Ti Perdi e uno special guest, il grande mimo mestrino I Mimotti. Mi dicono dalla regia che siamo riusciti a carpire un'intervista ad uno dei protagonisti. Sentiamo l'estratto. E questo era evidentemente l'intervista al mimo I Mimotti. Chiaro. Sì, però regia scambiato parole con Che Ti Perdi pareva brutto. Ma perché? Ma ora vi ricordo lo sponsor di oggi. Vuoi rigenerare il tuo corpo dallo stress della vita? Mandosso, il centro massaggi di Mestre. Non è bellissimo come Se la tensione ti sta addosso, vieni da me che te metto e Mandosso. Aiuto. Mandosso, il centro massaggi di Mestre. E questa era Radio Piazza Ferro. Anche oggi a Senz'altro Domenica è arrivato il momento del quiz. Questa volta Gaetano non l'ho preparato io, quindi questo cosa Quindi significa? chi è stato? Sei stato tu, Marco. Sì, perché se non l'ho preparato io, chi può averlo preparato? Comunque, in ogni caso, che lo abbia preparato tu, Pippo, tu, Marco, lo fate apposta per farmi perdere. No. Sì, è vero. Adesso che lo dice. Facciamo un quiz culturale in cui andiamo a capire un po' di tradizioni venete su San Martino, sulla festa di San Martino che domani festeggeremo. Vai, giochiamo. Giochiamo, vediamo come farà a vincere Pippo stavolta. Oh, ma per piacere. Prima domanda: cosa significa davvero il detto fare San Martino? A. Vestirsi con un mantello. B. Cambiare lavoro e traslocare. C. Fare il cosplayer dei santi. Allora, il cosplayer dei santi. Forse fare San Martino, io direi quella del trasloco. Cambiare lavoro e traslocare? Sì. Oppure io l'altra, la B. La B. No, la B è cambiare lavoro. Allora
non è giusto. Non è giusta la tua, gara. È giusta la mia, vedi. Cambiare lavoro e traslocare. Questo mi sembrava troppo banale l'altra. La data di San Martino era una data molto importante per la tradizione contadina veneta, perché coincideva con la fine dell'anno lavorativo dei contadini. E il padrone in quella data sceglieva se confermarli per l'anno seguente oppure licenziarli. Contadino, per te X campo finisce qui. Per piacere. Non so se era questa la frase, comunque vabbè, 1-0 Vai, 1-0 per me. Vai. Va bene, questa la sapete. Direi che basta, non posso aver vinto io. No. Quale animale è collegato a San Martino? Questa la so anch'io. L'oca, B, il gatto, entrambi, che è la C, oca gatto. No, è brutto da dire, ma entrambi. Evidentemente l'oca. Questo lo sapevo. Bravo. L'oca di San Martino. Ma perché l'oca? Perché il 12 novembre iniziava il digiuno prima del Natale. Quindi l'11 era una festa ricca di grandi abbuffate e bevute, certo. E si mangiava l'oca, che era fonte proteica importante, ricca di grasso, hai capito? Quindi tanto che si dice, no? C'è un detto che si dice: chi non mangia l'oca a San Martin non fa il becco di un quattrin. Bravo. Pareggio. No, 2-0 per Gaetano. No, 1 dai. Anzi, 2-1. Terza domanda: come viene festeggiato San Martino in Germania? Ma in Germania? Se no le sapete tutte. Via Montegrotto, Terme. Brindando con birra in sandali e calzini bianchi. Vabbè, può essere. B, brindando con birra in sandali e calzini bianchi con wurstel e patate. Con una processione illuminata da colorate lanterne di carta. Guarda, io penso che sia la C, ma con sandali e calzini bianchi. Anche a processione. Io dico la C. Sì, è la C. Bellissime colorate lanterne di carta, una processione a volte accappeggiata da un uomo a cavallo intonando canzoncine dedicate al santo, e i bambini bussano casa per casa cantando e facendosi regalare gustosi dolcetti o soldini, un po' come San Martino qui a Venezia. Tipo una ciarastea, esatto, solo che si va via con sandali e calzini bianchi. E il vincitore di oggi a sorpresa è Gaetano! Torniamo qui a Senz'altro Domenica in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio che su Radio Bella e Monella questa domenica si sono scatenati. Parlo in terza persona. Esatto, si sono scatenati grazie a San Martino, e si sta parlando un po' di tradizione, ma anche di tradizione della nostra regione, il Veneto, la nostra regione bellissima. Mia e tua, Marco, perché Gaetano, ricordiamo, Ruocco Guadagno di cognome. Ma io sono veneto, l'abbiamo detto milioni di volte. Io sono nato non ne usciremo mai fuori. Noi qui in Veneto abbiamo tante tradizioni. Ma anche io sono veneto. Certo, ma le nostre sono legate ai modi di dire. Però ci sono dei modi di dire che abbiamo sentito dai nostri nonni, dai nostri zii, dagli anziani, e che in Veneto magari ricordiamo, ma che se ve li dicessi in italiano, parafrasando il modo di dire, non saremmo in grado di tradurre. È un po' un gioco, tu ce li dici in italiano, devo capire. Vediamo, facciamolo insieme. Vai. Esempio, c'è un proverbio che mi fa molto ridere. Sia il Papa che gli alberi da frutto non avranno lunga vita. Caspita, questo è difficilissimo. Allora, già in italiano è complicato. Sia il Papa che gli alberi da frutto non avranno vinta lunga. Allora, ho un ricordo di un proverbio che ha a che fare col persegaro. Bravo, col pesco. Te lo dico io, un Papa e un persegar. Pide 25 anni, non può durare. Bella. Vero. Questa era complessa, ve ne faccio una più semplice, in apparenza. La media è il frutto di due altezze diverse. Vabbè, dai, questa è facile. Vai. Un alto e un basso fa un guaino. Bravo. Anche questa è facile. Vai. Accelerate cortesemente perché si sta ingrossando la fila. Beh, sarebbe avanti col Cristo che a processione si ingruma. Bravo. Questo non lo conoscevo, ma mi ha fatto ridere cercarlo. Vai. Attenzione a mettere i piedi se ciò che spargi è appuntito. Questa no. Aspetta. Attenzione a mettere i piedi se ciò che spargi è appuntito. No. Vai. Ve la dico io. Chi semena spini non vada descalzo. Bella. Attenzione con l'ultima. Non fidarti di chi ti loda, potrebbe tradirti alle spalle. Sbroda, loda, una roba del genere. No, attenzione. Non fidarti di chi ti loda, potrebbe
tradirti alle spalle. Aspetta, chi davanti? Chi davanti te lecca, mi pare da Drio te sgraffa, sì. Chi davanti te lecca, da Drio te sgraffa. Quanto belli siamo! Grazie per questa rubrica, rimanete con noi e tra poco anche altri ascoltatori ci racconteranno dei proverbi veneti. Come vi abbiamo già anticipato, abbiamo chiesto anche a voi ascoltatori di darci il vostro contributo, cioè di mandarci dei messaggi, alcuni dei vocali sono arrivati, i vocali sono sempre delle stesse persone, gli stessi tre. Sì, chiaro, e soprattutto io vorrei dire la mia, cioè spero che Saverio, che è di solito quello che manda uno dei vocali, non vada fuori tema anche questa volta. Non lo so, sentiamolo. A proposito di detti e modi di dire veneti, ti ho mai raccontato di che una volta che ho fatto causa a Steve Jobs perché mi ruba l'idea del Mac? Però dopo ho perso perché invece lo aveva inventato lui. Ma scusa, ma cosa c'è? Ma vedi che poi va sempre fuori tema ogni volta. In modo bruttissimo, tra Sentiamo il prossimo vocale. Ciao Marco e Pippo, so Vianeo da Mestre. Il mio proverbio preferito in Veneto è bei in strasse, brutti in face. Cioè brutti in face, bei in strasse. Cioè che se ti sei brutto da piccolo ti diventi bello da grande. Se ti sei bello da piccolo magari diventi brutto da grande, capito? E volevo farvi una domanda. Ma voi altri tre, sì, l'eccezione che conferma la regola, cioè brutti da piccoli, brutti si rimasti. Ecco, sempre gentilissimo Vianello da Mestre. Però nel vostro caso forse aveva ragione, Però non ci sono solo vocali, ma c'è anche un ascoltatore che è venuto qui in radio perché aveva il telefono scarico. Esatto, che sempre il telefonino rotto e ora se ne è Ma venuto la settimana direttamente. scorsa ti ho regalato un caricabatterie. Dove l'hai messo? L'ho perso. Vabbè. perso. Ciao Vai ragazzi. Maci, dimmi il tuo proverbio veneto Allora, preferito. I miei proverbi veneti preferiti sono Kiruma Kataoshi, Cos'è? che era anche una vecchia barzelletta, c'è il nome del più grande archeologo giapponese, Kiruma Kataoshi. In Ma verità non sapevo che fosse anche un detto. sì, è chi cerca trova, Kiruma Kataoshi, E però chi diventa cerca trova. Kiruma Kataoshi. Esatto. A me piace perché è semplice, perché altri proverbi secondo me fanno confusione, Tipo? no? Tipo, se è giusto, chi non risica non rosica, oppure chi si accontenta gode. Perché dice l'incontrario, capisci tu? In che aspetto? Nel senso che, per esempio, se mi do 5 euro, è giusto che compro un gratta e vinci, perché se non rischi non te ti godi, oppure me li tengo e godo perché ho i 5 euro in scarsella, cioè, capito? Sì, giusto. Beh, ci sta. Io onestamente proverei a tenere il gratta e vinci sperando di vincere. Sì. Però in realtà non è giusto neanche sperare, perché un altro proverbio veneto dice che chi vive sperando muore. Grazie Maci. Grazie a voi altri, ciao ragazzi, mangiamo i brassi. Cosa vuol dire? E a voi ventami. Qui a Senz'altro Domenica è arrivato il momento di andare in profondità. Bravo. In profondità, dando un significato profondo alle nostre discussioni. E quindi è arrivato il momento del nostro Busa Moment, di cui abbiamo anche la sigla. Busa Moment. Il Busa Moment è un momento profondo e questa settimana mi sono occupato io di questa rubrica e ho letto un articolo che si trova su un sito che si chiama IPO, cioè Istituto Italiano Pippo che ha letto su Ipo. Istituto Italiano delle Organizzazioni Positive, un articolo che parla della felicità. Bello. E dice che la felicità è un'emozione, certo, lo sappiamo. Bravi, ora bravi, Aspetta. Hanno fatto un sito, Ma non solo, è anche una competenza. Questo è Cioè, interessante. ad esempio, se tu chiedi a una persona sei felice, stai parlando dell'emozione. Se chiedi cosa fai ogni giorno per essere felice, parli della competenza. Questo è molto interessante. E molto la interessante. competenza in quanto tale si può allenare. È una ho cosa capito, molto ho bella. capito. E questo studio dice che una ricercatrice americana, tale Sonia Lubomirsky, la cito perché magari volete andarla a cercare, vi sfido a trovare il cognome giusto. Sì, beh, letto così potrebbe essere qualsiasi cosa. Dice che il 50% della nostra possibilità di essere felici è determinato dai geni, ma il 10% dalle condizioni ambientali e il 40% dalle nostre scelte. Cioè, quindi dipende molto da te la felicità come competenza. Il 50 è il 50. Ma fanno degli esempi, non... Allora, è una cosa che mi ha aiutato a farmi una domanda. Cioè, se non mi sento felice in un momento, non è che non posso farci niente e aspettare, no? Non posso fare qualcosa. Quindi vi lancio la domanda: voi cosa fate per ripristinare la vostra felicità? Bastano piccole azioni. Ma io guarda, una cosa che faccio abitualmente per sentirmi felice è comprarmi un paio di scarpe.
faccio shopping, ma un paio di scarpe è una cosa che mi rende ma felice. vedendo tua guardaroba, quanto triste sei. No, lo faccio perché mi sento felice ogni volta che lo faccio. Sì, perché loro spiegano che è quel processo che per te è come un gioco, no? Una sfida nuova che ti mette in attivazione. Bello. Tu, Marco? Io vado a farmi un giro in bici perché ho scoperto che attivandomi fisicamente ci sono dei benefici nel mio organismo che ho testato facendo dei test proprio su di me. Bravissimo, infatti questa è una delle prime 5 competenze per allenare la Venire felicità. in bici con me. Bravissimo. penso Invece il modo che utilizzo io per ripristinare la mia felicità è allenare più l'energia mentale. Aspetta, così è difficile, Pippo. Ridere, ecco. Ridere, bello, giusto. Ridere è il migliore allenamento, ad esempio vedendo video comici o partecipando a spettacoli comici. Bello, quello lo faccio anch'io spesso, vedo dei video comici, rido, è bello, non ci avevo mai pensato. Sì, ma diciamo che l'esperienza dal vivo è ancora più forte per ripristinare la felicità, l'emozione di condividere la risata immediatamente. Potenza della risata. Adesso mi viene in mente che noi giovedì 14 novembre saremo a Pordenone al Teatro Capitol. No, ma fai degli esempi che non sono necessariamente scusa, se tu abiti a Pordenone hai la possibilità di allenare la tua competenza venendo a ridere insieme a noi. Ma a Pordenone non fanno solo il nostro spettacolo, faranno anche altri spettacoli. Non lo so, però io so solo del nostro. Il nostro poi i biglietti sono su marcoepippo.com. Ho capito, ma non è che possiamo fare tutto sto pippone e poi citare Sonia Lubomischi, come si chiama, per arrivare a fare uno spottone per vendere i biglietti del nostro spettacolo. Si ride, quindi ti alleni. Ma vergognatevi. Ma calmati, ti vedo agitato, sei incazzato nero. Sì, torna a sorridere. Sapete cosa faccio? Vado a comprarmi un paio di scarpe. Vai. Abbiamo parlato di modi di dire, non è un caso che ci sia un modo di dire che dice non è importante vincere, ma partecipare. Bravi, io sono d'accordo, comunque va bene. Io non sono d'accordo. E allora voi parteciperete a un quiz sui modi di dire non italiani, non veneti nello specifico, ma di tutto il mondo. Addirittura. Certo che sì, Spero di vincere. Ma naturalmente sì, io cercherò di fare in modo che tu vinca, Marco, perché Pippo fa di tutto per non farmi vincere. Esatto. Vabbè. In Germania, per descrivere una situazione che si conclude con un nulla di fatto, usano l'espressione mangiare una mela marcia, acqua sotto i ponti, portare il gufo ad Atene o fare il gatto. Portare il gufo ad Atene. Mangiare una mela marcia. Ed è portare il gufo ad Atene, che significa fare qualcosa di inutile. Appunto, vedi cosa vuol dire? È qualcosa di inutile. Dei gufi che devo portare anche tu. No, vedi, avevi vinto e adesso stai rovinando il momento. Domanda 2. Sì, domanda 2. In Cina, per dire che si cerca di fare l'impossibile, si usa un detto molto, diciamo così, serpentino. Riportare il gufo in Germania. No, non c'entra. Qual è? Allora, 1. Allungare il serpente. Avere un serpente per amico, dipingerci le gambe su un serpente, oppure mangiare un serpente intero. Allungare il serpente. Per me è avere un serpente per amico. E invece è dipingerci le gambe su un serpente, che significa fare qualcosa di inutile e complicare eccessivamente una cosa semplice. Ma perché ci si dice riferimento per dipingere? Ma infatti non lo so. Strani tedeschi. Esatto, invece no. Ma sentite, in Svezia, quando sei davvero furioso in Svezia, puoi vedere i guffi, pesci nel mare, elefanti rosa, topi verdi, draghi volanti. Elefanti rosa? E draghi volanti. Ed è topi verdi. Vedere i topi verdi è sinonimo esatto di arrabbiarsi moltissimo. Si dice anche da noi, sorci verdi. Che sciocchi. Ultima, diciamo, facciamo l'ultima. In Brasile, se qualcuno è un po' maldestro o inesperto, si dice è come un asino nel fango, sta nuotando senza acqua, ha il culo pesante, oppure è come un pollo senza testa. Un pollo senza testa. No, l'altra sta nuotando senza acqua. No, invece è come un asino nel fango, che significa essere impacciati in non a proprio agio con una situazione. Oh, non ne avete azzeccata una? No, il problema è che Pippo ne ha azzeccata una. Io la prima l'ho indovinata. Mannaggia, mi tocca dar la vittoria a Pippo! Voglio ringraziare tutti i guffi di Atene. Qui a Radio Belle Monella, senz'altro domenica, torna dopo settimane di insabbiamento. La rubrica Mettiamoci a nudo. Hanno cercato di non farci dire la verità, hanno cercato di nascondere le nostre debolezze, hanno cercato di sopprimere questa rubrica per evitare che raccontassimo delle cose imbarazzanti. Ma chi è stato? Io, perché oggi tocca a me. Oggi tocca a me e non volevo. Vabbè. Vai. Io sono sempre stato un grande amante del teatro e del teatro di narrazione soprattutto. Certo, c'è stato appunto un momento in
cui, appassionato da questo genere, andavo a vedere tutti gli spettacoli e tra questi ho conosciuto Marco Paolini, che portava il suo spettacolo Vaillant, che era straordinario, spettacolo veramente bellissimo. Se non avete avuto occasione di vederlo, andate a vederlo. La prima volta io lo vidi al Teatro Villa dei Leoni a Mira e ne rimasi proprio folgorato, era bellissimo, tanto che mi ricordo che comprai il biglietto quella sera stessa per andare a rivederlo la sera dopo. Ma dai, mi piace tantissimo. All'epoca non era famosissimo Marco Paolini, però stava iniziando a prendere piede, insomma, a diventare. Come si dice Amira, perché ti è piaciuto tantissimo. No, ammirato. Esatto. Ora, in quegli anni partecipavo anche come allievo di un corso di teatro a Marghera, in un teatrino piccolissimo che teneva circa 40 posti. Era un teatro che aveva il piano, il palco basso, una pedana dove la prima fila appoggiava praticamente i piedi vicinissima, i piedi sul palco. Quindi era veramente bello. Praticamente l'ultima fila era a 3 metri dal palco, quindi molto bello. E una sera il nostro insegnante di teatro ci dice: vi ricordo che la settimana prossima c'è Marco Paolini con Vaillant, cioè l'occasione per rivederlo la terza volta, per cui mi presento lì a teatro, vado, mi presento un'ora prima dell'apertura per essere in prima fila, mi metto là, non godo dormire la sera prima praticamente, tanta era l'emozione, mi presento lì, guardo lo spettacolo. A un certo punto però ho la sensazione che manchi un pezzo dello spettacolo. Sì, cioè non lo so, ho avuto. Poi però dico vabbè, forse non l'ha saltato, che ne so, teatro di narrazione, sai, magari improvvisa. Poi a un certo punto ho la stessa sensazione che ne ha saltato un altro. Poi non so se l'avete visto lo spettacolo, ma a un certo punto suona una sveglia all'interno dello spettacolo che lui e l'ha messo a sveglia. Come? Mi sono addormentato allo spettacolo ed ero in prima fila e Marco Paolini, che saluto e a cui chiedo scusa, che chiedo scusa tantissimo per adesso. Come si evince da questa storia? Mi guardava continuamente in prima fila perché ero là attaccato e quindi alla fine dello spettacolo la cosa imbarazzante è stata che il nostro insegnante ci ha fatto la sorpresa di farci conoscere Marco Paolini e siccome io l'avevo proprio l'avevo distrutto per tutta questa settimana, voglio conoscerlo, lui me l'ha presentato e ha detto che lui è uno dei ragazzi del corso, insomma, che più ti ammira, e lui mi ha detto testuali parole: si vede che è un ragazzo sveglio. Pippo, qui a Senz'altro Domenica è anche il momento dell'amore. Assolutamente sì, perché torna a trovarci la dea dell'amore, la nostra Elsa Faggin. Buona domenica a tutti, o come dicono in Francia, buona domenica amici di Parigi. Guardi, credo che si dica bon dimanche. Sì. A Parigi però cade a pennello, visto che la domanda di oggi riguarda lo stile per il primo appuntamento, giusto? Vuoi portarmi a Parigi, Pippo? Elsa, credo che Pippo intendesse dire che visto che si parla di stile, Parigi cade a pennello. Sì. Molte ascoltatrici tra l'altro ci chiedono consigli su come vestirsi al primo appuntamento. Ma sono molto fortunate, io ero sarta e quindi chi conosce meglio la moda di me? Pippo, vestiti bene al nostro primo appuntamento. No, ma io non la voglio invitare da nessuna parte, no? Però non sapevo che avesse fatto anche la sarta. Ma sì, io ero bravissima a fare i vestiti per Natale, tanto che mi chiamavano Sarta Claus. Senta, Elsa, come ci si veste al primo appuntamento? Vi do io i consigli. Regola numero 1: rispetta il tuo stile. Brava. Non indossare mai cose che ti fanno sentire a disagio. Certo. Io per esempio mi vesto sempre con una gonna con le giuste misure e una camicetta con eleganti trasparenze, perché io amo il vedo non vedo. Vabbè, insomma. Nel suo caso semmai io il non vedo. Sì, per piacere. Anche la scelta delle calze è importante. Sì. Io per esempio uso calze 6 denari, sperando di trovare presso l'asto di bastoni. Elsa, per piacere. Mai scadere nella volgarità. Appunto, appena detto l'asso di bastoni. Ma senti che roba. Regola numero 2: attenti ai colori. Sì. Il nero rappresenta il fascino e il mistero, il bianco purezza e candore, le tinte pastello sono eleganti. Io preferisco il pastello, sperando di trovare il pennarello. Per piacere, vogliamo smettere con questi doppi sensi, Elsa? Poi evita i tacchi se non sei portata. E per portata intendo uno che ti prende sotto braccio e ti porta. Perché io non so come andate via con quei trampoli, io non ce la faccio neanche il circo. Credo sia la prima volta che dice una roba sensata. È vero. E viceversa. L'ha appena distrutta. Regola 4: no al trucco eccessivo. Ok che in amore serve magia, ma con pochi trucchi.
Io una volta sono andata al primo appuntamento truccatissima e non mi ha più voluto rivedere. Aia, e quando va via senza? Non vogliono rivedermi ugualmente. Consiglio sulle scarpe: evita le ballerine. Le ballerine vanno bene al teatro Bolshoi, ma indossate allontanano gli uomini. Metti qualsiasi roba, ma non una ballerina. Una sneaker, stivali campere o sandalo di legno giapponese. Tutto, ma non la ballerina. E qua siamo d'accordo. Sì, beh, E dipende, infine, l'ultima regola: evita scollature accentuate. Un uomo deve immaginare, non sapere. Deve sognare, non svegliarsi. Sì, poesia, non prosa. Oh, Che belle parole, Elsa. Ah, me le hanno scritte, non so neanche cosa ho detto. Io sto ancora pensando all'asso di bastoni. Arrivederci! E anche oggi, senz'altro domenica, finisce qui. Finisce qui. Beh, Che almeno peccato. sappiamo al primo appuntamento. Esatto, Sì, sì, esatto. certo. O cosa non fare, cosa non fare. Soprattutto. Beh, noi torneremo naturalmente la prossima settimana, la prossima domenica, ma se volete riascoltare questa puntata o tutte le puntate precedenti, andate sul nostro sito, sul sito di Radio Bella e Monella, e cercate il nostro podcast. Certo! E vogliamo concludere questa giornata come sempre con una bella citazione, uno stimolo a godervi questa vostra giornata di relax, di felicità con le persone con cui state bene, ed è una citazione di Joseph Edison che dice: la domenica pulisce tutta la ruggine della settimana. A domenica prossima, senz'altro! Domenica! Everybody move it.